Buonasera a tutti. Eccoci qua alla serata delle Sibille in diretta, le Sibille Live, dove potrete appunto per ricevere la risposta con una stesa ad una vostra questione, una vostra domanda. Io sono qui a disposizione, potrete farmi le domande chiamandomi al numero 347 8702 622 oppure potrete scrivermi la domanda nella chat dal vivo che abbiamo appunto qui a corollario della diretta. Bene, mentre aspetto appunto che altre persone ci raggiungano, buonasera Marietto, intanto che c'è sempre, grazie. Buonasera insomma a tutti e vi sarete accorti che sul canale c'è qualche piccola novità. Ho deciso appunto dal primo dell'anno di condividere l'oroscopo e che è un oroscopo lunare che proviene dalle antiche tavole del 500 e ogni giorno appunto troverete le predisposizioni, diciamo, degli influssi astrali che riceviamo nell'arco di questa giornata e per capire anche un po' quali sono le forze in gioco e cosa aspettarci appunto nel giorno. Un'altra novità è data dalle indicazioni dei nati del giorno, perciò quali sono le caratteristiche sia di aspetto fisico, di tipo di carattere, quali sono il tipo di prove e di predisposizioni che ricevono i nati appunto del giorno e dunque faremo questa bella carrellata per tutto l'anno e ognuno appunto potrà vedere e magari ritrovarsi o capire alcune cose o avere insomma qualche piccola risposta. Chiaramente sono indicazioni generali, non ci sono indicazioni di tipo personale perché per un'indagine personale sono richieste altre verifiche, altri tipi di analisi, ma è sicuramente un qualcosa che permette un certo tipo di approfondimento. Ovviamente vi chiedo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, di iscrivervi anche al mio canale se sempre ancora non lo avete fatto e di seguirci sui nostri gruppi e sui vari social che appunto gestiamo e che troverete appunto in descrizione quando alla fine della diretta pubblicherò il video, metterò appunto anche le indicazioni di come rintracciarci e entrare in contatto con noi. Bene, allora vedo che ci sono 4 persone in linea, siamo un po' pochini stasera, le pance piene della fine delle feste che ancora non sono finite. Bene, comunque se mi scriverete io vi rispondo, se avrete delle domande io sono qui, potete pormi appunto una domanda su qualche tema che a voi caro, se avete dei dubbi o state cercando una risposta, fatemelo sapere, io sono qui con le Sibille, vi darò sicuramente un aiuto a vedere, insomma, a chiarire qualcosa. Altrimenti, se nessuno ha il coraggio, si fa avanti, peccato perché comunque mi potete chiamare tranquillamente in diretta per parlare con me. Vi ricordo qual è il numero: 347 8702 622, così mi potete chiamare appunto e ricevere un veloce consulto o comunque una risposta per quanto riguarda la domanda che mi ponete. Allora, vedo che c'è una domanda scritta, un volontario che si offre, Marietto Veneziano. Allora, io devo fare un viaggio settimana prossima, vediamo cosa viene fuori, allora analizziamo questo viaggio che devi fare. Vediamo un pochino.
quali sono. Allora Giordano, rispondo al Marietto e poi risponderò anche a te, certamente. Mi dovrai però cortesemente indicare, se non ti dispiace, la tua data di nascita, così che io tragga, insomma, una scia energetica più precisa. Allora, il taglio non è bellissimo, caro Marietto. Sembrerebbe che ci sia qualcosina da nascondere. Vediamo però una stesa molto veloce. Allora, molto velocemente mostro un po' le carte, anche se risultano al contrario nell'inquadratura. Vediamo appunto che è un qualcosa che è stato atteso e per il quale, cioè almeno questo viaggio è atteso da un po' e per il quale si è dovuto cogliere un pochino un'occasione propizia. Comunque ci sono delle premesse positive, come legate a un qualche nuovo progetto, c'è sicuramente un grande sentimento legato a questo viaggio. Ehm, Anche qui la carta dell'amore vicino al dottore fa capire che è una situazione che richiede appunto molta cura, molta passione, molto impegno, anche perché ci sono comunque degli ostacoli di qualche tipo. Questa carta ci indica che qualcosa lavora occultamente, ancora non c'è il via libera, diciamo così. Però si direbbe che il viaggio comunque andrà molto bene, sarà molto positivo. Abbiamo qui la carta del pensiero, l'Imeneo e i preziosi, dunque sicuramente è un qualcosa di molto, molto valido. Purtroppo, nonostante la grande intimità e la grande vicinanza, c'è poi un allontanamento. Dunque il viaggio chiaramente possiamo vedere che andrà bene e come ce l'è andata c'è il ritorno e si ritorna insomma alla solita situazione che a quanto pare in questo momento tiene botto. Abbiamo comunque un esito dove il Gran Signore, il denaro, vedovo, sacerdote fa capire che comunque c'è una forte altalenanza in questo momento, dove le premesse sono sicuramente molto valide, ma vedovo e sacerdote fanno capire che ci sono ancora dei conti in sospeso da chiudere e qualche situazione insomma che merita ancora un intervento e un'attenzione. Allora, vediamo la domanda di Giordano. Ah, Elisa, ok, perché mi risultava, figurati, che avrei dato per scontato che eri Giordano. Allora, Elisa, tuo figlio, devo guardare per tuo figlio allora o per te? Ok, vediamo dunque se devi provare, insomma, vediamo un pochettino cosa ci dicono le sibille sul lavoro e se è il caso manterrò d'occhio la tua richiesta se la passione per l'arte. Vediamo subito. Il taglio fa capire che il desiderio di cambiamento è grande, ma forse non è neanche solo dipeso da te, c'è forse un qualcosa che si sta muovendo tuo malgrado. Allora, adesso sposto l'inquadratura così le puoi vedere se è bene al contrario. Allora, vediamo che si parte, allora c'è tutta la prima fila che non si vede. Vediamo se no, non si vede lo stesso. Allora
Abbiamo qui una situazione di, diciamo di alti e bassi. Tu hai molte perplessità, sicuramente queste perplessità ti accompagnano già da lungo tempo. Hai quasi un po' di timore nei riguardi del futuro, però devo dire che c'è una persona, una figura accanto a te che crede molto in te e che ti darà o ti ha dato una occasione fortunata per cambiare, per fare un cambiamento. E se non è ancora successo, ti assicuro che siamo proprio prossimi e, questo cambiamento comunque ti porta, a sognare, ma, devi darti da fare. Cioè, è chiaro che questa carta, che comunque è una carta positiva, di gran consolazioni, per una carta che, è ancora statica, non manifesta un reale dinamismo nei confronti di quello che vuoi fare. È come se tu stai sognando qualcosa, ma ancora non hai iniziato verso quella direzione. Ci sono delle contrarietà al momento, potrebbero essere anche delle contrarietà tue, perché probabilmente, il lavoro che pensi di lasciare è un lavoro che hai da lungo tempo, non è un lavoro proprio recentissimo e dunque questo ti porta a un ulteriore stato di incertezza o di timore. Però ti si presenterà, la carta del messaggero e la linea successiva, il gatto, il pavone e, la gelosia, ci fanno capire che, ti raggiungerà una comunicazione, probabilmente da parte di una persona di una certa età o comunque di un tuo superiore, che ti, darà un'occasione che sarebbe da cogliere al volo. L'occasione potrebbe essere fortunata, ma sarà motivo di discussioni e di incomprensioni. Probabilmente chi ti sta intorno non riesce in questo momento o non riuscirà, prossimamente a sorreggerti nel modo più giusto, però, quello che vedo è che, probabilmente sceglierai, qualcosa che è più adatto a te nel senso che ti permetterà di gestire comunque i tuoi spazi, i tuoi tempi, i tuoi modi e, mantenere insomma in piedi anche, la struttura che hai tu, okay? C'è comunque un qualcuno che non ti appoggia molto volentieri in questo tuo percorso, è probabile che cerchi di smontartelo. Io comunque sono propensa a dirti che una sbirciatina nel mondo dell'arte tu la metterai, la farai e se anche all'inizio non c'è, l'obiettivo che tu, desideri, cioè non è subito non raggiungi subito gli obiettivi che ti sei prefissata, comunque, sarai soddisfatta, devi continuare a lavorare e a crederci perché raccoglierai sicuramente degli esiti positivi. Pertanto se il tuo desiderio è quello di provare nel mondo dell'arte, io penso che sia, valido per te. È possibile che tu riesca a farlo e forse, come ripeto, già in passato qualcuno ha detto o ti ha fatto capire che crede in te. È possibile che tu abbia già qualche piccolo aggancio, dunque prova a usarli, sfrutta il potenziale, la possibilità. Allora, buonasera Zameina. Se qualcun altro ha qualche domanda, vi ricordo che potete chiamarmi anche in diretta fino alle 21. Il numero è 347 8702 622. Dunque non siete timidi, chiamate, non preoccupatevi, non mangio nessuno, potete tranquillamente pormi una domanda e, prego, abbiamo detto che ti chiami Elisa, prego Elisa. Allora, benissimo, vediamo se, qualcun altro vuole porre una domanda, altrimenti magari se nessuno si fa avanti facciamo scegliamo appunto un argomento della serata e, disponiamo un 3 mazzetti così che chi passa da qua poi dopo anche dopo la diretta potrà comunque fare la sua scelta e giocare un po', chiaramente si tratta di giochi, ma, anche perché pur stendendo qualche mazzetto e dicendo di scegliere fra
un potenziale range di opzioni, è chiaro che soltanto un consulto personalizzato può dare delle risposte più approfondite. Però prendiamolo come un gioco che ci dà delle indicazioni di sorta sulle energie che sono più assonanti con noi in questo momento. Allora, se qualcuno ha qualche domanda, bene, altrimenti sapete che facciamo? Vediamo come andrà il nostro lavoro, visto che ho preso ispirazione da Elisa, che ringrazio con la sua domanda. Vediamo come andrà il nostro lavoro nei prossimi mesi. Ok? Pensate dunque bene al vostro lavoro, pensate a qualcosa che vi appassiona o che vi piace fare e potete scegliere. Io farò, facciamo, visto l'orario, facciamo 5 mazzettini da 3 carte, potrete sceglierne uno di magari uno principale e uno secondario, così da avere una lettura anche più approfondita. Allora, Zameina, vediamo se riuscirai ad andare in pensione quest'anno. Facciamo proprio una roba, 3 carte, risposta secca, ok? E poi facciamo quello che ho detto, dunque guardiamo il lavoro per quest'anno. Secondo me sì. No, il taglio era positivo e magari c'era, come dire, c'è la possibilità perché sicuramente uscirà fuori qualche notizia, qualcosa che ti farà ben sperare, però temo che purtroppo c'è ancora un blocco per il prossimo tempo, perché mi viene fuori dispiacere, ammalato, prigione. Secondo me tu sei anche molto stanca di lavorare, ti sei un po' stancata, di la verità, non ne puoi più, sei hai un abbattimento morale addosso, vorresti finalmente riposare un pochino e vorresti un po', sei stanca, ti senti anche un po' bloccata, forse vorresti occuparti finalmente d'altro. E dunque hai un po' questa sensazione addosso. Purtroppo per qualche tempo ancora sarà così. Vedremo magari più avanti. Per ora la risposta è no. Anche se, ti ripeto, ti daranno, eh, per ora è un po' ferma, sai? Per ora è ferma la situazione, mi dispiace Zameina. È possibile che arrivi qualche notizia, ti ho detto, perché dal taglio sembrava che si prospettasse un qualcosa di positivo, però in realtà poi è fermo, è bloccato, non nell'immediato dunque. Ok, allora vediamo dunque i mazzettini. Ok, pensiamo dunque tutti al nostro lavoro. Sì, pazienza, purtroppo nella vita diventeremo maestri di pazienza. Allora, pensate dunque bene al vostro lavoro, eh? Io faccio 5 mazzettini, vi ho detto appunto che potete sceglierne anche più di uno, magari dategli un ordine di priorità così da sapere quali sono le cose principali e gli influssi secondari, cioè possiamo fare appunto un abbinamento di questo tipo. Chiaramente sarà poi a voi vedere questa cosa. Dunque, il primo mazzettino, ora ve li mostro perché sicuramente, allora, io l'ho stesi in questo senso, guardavano me, ma noi li mettiamo nella vostra direzione adesso, dunque li vediamo insieme e sono 5 mazzetti da 3 carte. Ecco qua. Quello resta un po' fuori dalla inquadratura, vediamo 1, 2, 3, 4, 5. Io ho le mie solite pietre che non era preparata, si vede, mi aspettavo delle telefonate, ma eccoci qua. Vabbè, questa volta uso una conchiglietta. Dunque, eccoci qua. Dunque, partiamo dalla 1, poi c'è 2, 3, 4 e 5, ok? Vediamo la prima, il primo mazzettino, e c'era questa pietra, non si vede, vabbè, la metto qua, non è importante. Vediamo il primo mazzetto. Pensiero, sacerdote, pavone. Allora,
Chi ha scelto il primo mazzetto nel proprio lavoro sta, giungendo sicuramente a delle nuove maturazioni. Ha, le idee molto più chiare perché ci ha dovuto riflettere moltissimo, ha sicuramente dovuto, sondare un po' meglio alcuni aspetti della propria attività, ha dovuto pensare forse a come, investire nuove risorse all'interno della propria attività, come reinventarsi e sicuramente ha, dovuto anche autogiudicarsi o comunque ascoltare i consigli, anche molto freddi, anche molto, severi, diciamo così, ma molto equilibrati e molto giusti di qualcuno che gli ha potuto insomma dare una mano a fare chiarezza nelle proprie idee. Sicuramente dunque possiamo aspettarci un qualcosa di molto positivo, poiché il pavone, ci dice è sia una protezione in un certo senso, ma è anche il segno di, ambizione e, di competizione, dunque è tutto in ballo. Ora abbiamo, le idee più chiare, abbiamo sicuramente fatto un bilancio della situazione, siamo pronti ad affrontare anche avversari, dunque ci aspetta sicuramente qualcosa di positivo. Non senza comunque, un profondo analisi dell'opera e di cosa abbiamo fatto fino ad ora. Allora, per il mazzetto numero 2 vediamo quest'altra situazione. C'è, nemica, bambino, amica. Bene, abbiamo delle forze contrastanti e, se sul lavoro abbiamo, con ogni probabilità avuto problemi con qualche collega, sia uomo che donna, non è che la nemica, ci indichi necessariamente una persona di sesso femminile. Comunque siamo stati probabilmente colpiti alle spalle in un momento in cui non ce l'aspettavamo, eravamo fragili o comunque non pensavamo di poter essere colpiti e non ce ne siamo nemmeno accorti subito, ne abbiamo raccolto i segni successivamente. Abbiamo comunque tutta la possibilità di ricominciare impegnandoci molto intensamente e con cautela perché ripartire significherà non trascurare nessun aspetto, prenderci veramente cura di ogni ambito o di ogni piccolo dettaglio del nostro lavoro e prendercene cura perché è un momento di fragilità, forse proprio perché siamo appena stati colpiti, dunque è come un ripartire da capo e dobbiamo essere dunque molto attenti, molto responsabili, proprio perché questo lavoro è un po' come un bimbo fragile che dipende da noi, dunque diamoci da fare, avremo comunque il sostegno di una persona che saprà ascoltarci e che ci incoraggerà, in questa direzione. Comunque anche questa carta scusate, anche questa piccola stesa è chiarificatrice e ci può, dare delle indicazioni comunque positive. È chiaro, non è bellissimo che, ci siano stati dei problemi con qualche collega, ma, ne verremo a capo. Allora, per il terzo mazzetto le notizie non sono proprio fantastiche. Allora, chi ha scelto questo mazzetto, dunque il mazzetto numero 3, dovrà sicuramente ascoltare le indicazioni del proprio superiore, del proprio capo o comunque, se lavora in proprio, le indicazioni di qualcuno che, avendo osservato il suo modo di lavorare, il suo modo di procedere, ha sicuramente qualche consiglio, qualche suggerimento da dare, anche perché, non navigheremo esattamente in ottime acque, ci sa ma, per paradosso la situazione è meno grave di quella che ce l'aspettiamo, e comunque la soluzione potrebbe essere a portata di mano. Dovremmo avere il coraggio di ascoltare i consigli di questa persona che ha cercato di darci delle indicazioni, invece di focalizzarci soltanto sugli aspetti negativi che ci sono stati indicati. Dunque rimbocchiamoci le maniche, mettendoci in discussione, però non ci aspettano tempi facili, sicuramente dovremmo venire a sapere ancora qualcosa che ci farà dispiacere. Dunque oltre a quello che probabilmente
in modo quasi predittivo questa persona ci indicherà, riceveremo effettivamente delle notizie che, confermano un po', quello che, ci era stato mostrato di noi. Dunque cerchiamo di tirare un po' fuori, l'umiltà e la buona volontà di saper ascoltare e di lasciarci guidare, s altrimenti è possibile che, intestardendoci e non capendo dove dobbiamo appunto correggerci, la conseguenza sia che, avremo un qualche dispiacere. Per ora, questa stesa, dice così. Vediamo comunque il quarto mazzetto. Abbiamo la matrice, donna maritata, domestico. Allora qua sicuramente una stesa molto valida. Il lavoro, nel quale già siamo impiegati e impegnati prosegue, un lavoro che noi amiamo, ci ha dato delle soddisfazioni anche nel passato, sicuramente anche qualche riconoscimento. Attualmente non c'è né una crescita né un peggioramento, c'è un conservamento di stato, ma un conservamento positivo nel quale siamo apprezzati e nel quale noi ci daremo sicuramente molto da fare. Potremmo comunque godere del sostegno e del supporto di qualche collaboratore molto valido che, sebbene probabilmente abbia dei talenti molto più grandi rispetto al ruolo che occupa, ci sarà comunque di aiuto e ci saprà sostenere, certamente. Dunque io direi che è una stesa molto positiva e, anche se non parla magari di un vero e proprio accrescimento, comunque è, incoraggiante il fatto che ci sia buona volontà, entusiasmo e che ancora la cosa vada avanti. Dunque è, magari, quelle famose "nessuna nuova buona nuova" che, è sempre, bene ogni tanto un anno avere un anno di respiro o comunque un periodo di tranquillità, di industriosità e, anche di qualche riconoscimento, sebbene, come ho detto, magari non è proprio ancora, il massimo che possiamo raggiungere. Comunque è una stesa positiva. Vediamo infine il quinto e ultimo mazzetto. Allora, qua certamente, le indicazioni sono un pochettino più positive. Abbiamo, questa carta che è l'allegrezza al cuore e ci indica, che, abbiamo sicuramente un o stiamo vivendo o vivremo, andiamo incontro comunque a un periodo positivo dove ci sono anche più opportunità. In effetti, il fatto che questa donna balli con 2 uomini fa capire che c'è più di un potenziale, più di una strada che possiamo compiere nel nostro lavoro, ma dobbiamo fare attenzione a qualcuno che lavora contro di noi, lavora nell'ombra, qualcuno che ci ostacola e che probabilmente, ci è intorno, ma non così tanto da colpirci. È qualcuno che probabilmente, ehm, parla o getta discredito sul nostro conto o, ma che comunque non otterrà assolutamente nulla, non riuscirà a toccarci perché invece dal punto di vista del lavoro, che potrebbe essere anche qualche collega geloso, qualcuno che sa o che ha capito o che ambisce alla stessa posizione alla quale ambite voi e che dunque cerchi con ogni mezzo di, non farla avere a voi questa posizione, che vorrebbe lui. Ma comunque direi che, tutto girerà a vostro favore perché la carta dell'Imeneo garantisce la chiusura di contratti o comunque, di siglare accordi e di ottenere un accrescimento e una collaborazione molto proficua. Dunque, si parte bene direi, a parte questo piccolo neo, qualcuno che cerca di disturbare, assolutamente possiamo andare avanti tranquilli, per la nostra strada. Bene, io saluto, ecco, anche Tiziana, saluto Anna Maria, saluto Rita e Degustare Viaggiando che mette appetito il tuo nome, non so se lo sai, fa venire voglia di viaggiare, anzi andare a mangiare, sai quelle classiche cose. Comunque, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi ricordo che l'appuntamento con le Sibille in diretta è ogni venerdì sera tra le 20:30 e le 21, così che poi possiate uscire sereni e tranquilli, divertirvi e se questo quello che andrete a fare, vi auguro dunque un buon proseguimento di serata. Ci ritroviamo qui martedì
per l'altra interattiva che in genere è sulla radiestesia. Dunque vi invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di raggiungerci sui gruppi Facebook, su Telegram e nei vari social che gestiamo insieme. E vi ringrazio appunto per aver trascorso del tempo con me. È sempre un piacere per me passare del tempo con voi e dunque vi aspetto martedì sera, mi raccomando, sempre alle 20:30 qui su questo canale. Grazie ancora a tutti e a presto. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Ildegarda. Ciao ciao.